Nome? Davide, Luciana, Emanuele, Kathleen, Età? 18. 18, 19. 16. Quale scuola frequenti? La scuola di formazione professionale CFP Canossiano. Scuola di formazione professionale Istituto Canossiano, SFP Istituto Canossiano. Scuola di formazione professionale Istituto Canossiano. Di che settore fai parte? L'amministrativo contabile. amministrativo contabile, Grafico. Tecnico grafico. Un tuo punto debole? Essere permaloso. istintività, Un tuo punto di forza? La leadership. istintività, Un tuo punto debole? Di fronte agli ostacoli a volte mi blocco. Mi faccio prendere troppo dalle emozioni. Un tuo punto di forza? Sono capace in tantissime cose, ho tanta motivazione, riesco a fare tutto ciò che mi piace, lo faccio molto bene. Sono molto curiosa. A parola rispondi senza pensare. Compagni di classe? Ricordi indelebili. bei ricordi, Team. Chiassosi. Professori? Persone prima di professori. persone prima di professori, Guide. Disponibili. Intervallo? Tante amicizie fatte. amici, Pausa ricreativa. Pausa. Cosa cercavi in questa scuola? Delle persone, dei professori che potessero aiutarmi a farmi apprezzare lo studio e la scuola. opportunità, Un posto in cui coltivare la mia passione. Beh, per me è stata una sorpresa perché in realtà non sapevo che sarei venuta in questa scuola. E cosa hai trovato in questa scuola? Quello che cercavo, delle belle persone. quello che cercavo, Ho trovato un grandissimo aiuto da parte dei professori e ho imparato un sacco di cose e oltre all'aspetto pratico ho imparato anche ad avere un comportamento adeguato per il lavoro che dovrò fare un giorno. Tantissima disponibilità da parte dei professori e regole abbastanza rigide ma che mi hanno aiutato molto. La prima cosa che ti viene in mente pensando alla tua esperienza scolastica di questi anni? Madre Paola. la gioia di capire che questa scuola cerca di tirare fuori il meglio di te, Fatica. Il primo giorno di scuola, la prima ora con la professoressa Zanardi. Me la ricordo tutta quella lezione. Se tornassi indietro, la sceglieresti di nuovo? Subito. Ovviamente. Subito. Se tornassi indietro, cambieresti qualcosa? Non credo. Penso. Zero rimpianti. Un difetto del tuo settore? Nelle materie a volte troppe regole da rispettare, preferirei fosse di più libera interpretazione. un po' ripetitivo, Un pregio del tuo settore? Poter sperimentare sul campo quello che si studia a scuola. buone opportunità di lavoro, Faresti l'impiegato amministrativo? Ora come ora sì, sì, Perché? perché è quello per cui ho studiato e mi piacerebbe farlo. perché è quello che ho studiato, Ripensandoci, avresti mai scelto l'altro settore? No, anche se mi piacciono molti tatuaggi e quindi il mondo grafico sto iniziando a pensare che possa interessarmi un po'. no, Un difetto del tuo settore? Oggigiorno c'è troppo poco tempo per fare cose che richiedono molta creatività e quindi richiede tempo per pensare e per creare. Per me è troppa staticità, bisogna stare troppo fermi. Un pregio del tuo settore? Puoi sbizzarrirti in qualsiasi modo. Si può spaziare con la mente ovunque. Faresti il tecnico grafico? Sì, certamente. Credo di sì. Perché? Perché è sempre stata la mia passione anche da quando ero più piccolo e perché nella grafica ci trovo oltre che un lavoro, un passatempo, un hobby e tanta creatività. Perché è un lavoro d'avanguardia, secondo me. Il marketing e tutta la pubblicità è in crescita ed è una cosa quindi attuale e basta. Avresti mai scelto l'altro settore? Penso proprio di no, Sni. Perché? perché credo richieda molto ordine e io sono alquanto disordinato. Perché sono una persona ordinata e non ho tanta fatica coi numeri, però anche lì è troppo schematico, almeno nella grafica si spazia con la mente. Registra un messaggio consigliando il tuo settore ad una persona che non conosci. Scegliete questa scuola per il semplice fatto che secondo me
hai la possibilità di trovare persone splendide che possono aiutarti in tutto, disponibili a parlare, a insegnarti, e questa è una cosa per me molto importante. Come seconda cosa ti può aiutare un domani a trovare un lavoro facendo le tue esperienze stage, quindi anche questa è una cosa molto importante di questi tempi, e poi segui sempre quello che è il tuo cuore, quello che vuoi fare, però io questa scuola qui la sceglierei sempre e comunque e sono molto contento di averla scelta. Perché è un settore che ha buone opportunità di lavoro e se sei una persona ordinata e precisa, questo è il settore adatto per te. Se non avete voglia di stare solo sui libri e siete ragazzi creativi, potete benissimo venire qua che imparerete tante discipline e tante cose divertenti che in futuro serviranno, soprattutto perché il settore della grafica è in continuo sviluppo, probabilmente si sta espandendo sempre di più. Ti consiglierei il mio settore perché oggigiorno la grafica è la base di tutto e se sei una persona con la mente aperta, un po' curiosa, che ama fantasticare, magari attraverso i tuoi lavori riusciresti a far sognare anche le altre persone. I'm burning it.